Non doveva mettere piede fuori dalla propria abitazione, avrebbe dovuto trovarsi in quarantena perché era risultato positivo al tampone rinofaringeo per l'indagine epidemiologica sul coronavirus. Invece il saccense è stato notato e subito segnalato mentre era all'interno del supermercato. Tanto emerge quale indiscrezione in merito all'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Sciacca con a capo Roberta Buzzolani. A fare tranquillamente la spesa nel supermercato, nonostante appunto fosse risultato positivo al test, sarebbe stato un inserviente dell'ospedale Giovanni Paolo di Sciacca. La procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta per concorso colposo in epidemia e in osservanza del provvedimento dell'autorità. Un appunto: la persona iscritta nel registro negli indagati, una persona che avrebbe commesso una violazione delle norme disposte per contenere il rischio contagio da coronavirus. Il reato di epidemia colposa nella forma aggravata è punita fino a 12 anni di reclusione. È uno studente lampedusano che stava rientrando dal nord e che, essendo partito da Bergamo, zona ritenuta a rischio contagio, è stato denunciato dai carabinieri per inosservanza al provvedimento d'autorità. Notando qualcosa di strano, non è chiaro se il passeggero avesse sintomi influenzali o se il sospetto è sorto controllando la documentazione degli imbarcati, tutti i passeggeri, una volta che l'aereo è atterrato, sono stati tenuti per circa 20 minuti sul velivolo. Poi hanno potuto lasciare il mezzo e hanno raggiunto l'aerostazione. A qualcuno dei passeggeri è stato detto, pare dalle forze dell'ordine, di mettersi in isolamento volontario in attesa dell'arrivo dell'esito del tampone fatto sullo studente lampedusano che rientrava dal nord. Per avere l'esito pare che siano state previste dalle 36 alle 48 ore, mentre un giovane sceso da quell'aereo auspicava che si mettessero in isolamento volontario anche coloro che erano andati a prendere i passeggeri atterrati a Lampedusa. Qualcuno, forse perché aveva fretta di raggiungere il posto di lavoro, si è allontanato dall'aeroporto. Fra chi si è allontanato anche un vigile del fuoco che è stato subito contattato dalle autorità presenti sull'aerostazione ed è stato invitato a lasciare il posto di lavoro e a recarsi a casa in attesa dei risultati del tampone eseguiti al passeggero. L'aereo stamattina non è decollato, è stato sottoposto in via precauzionale a una procedura di disinfestazione e sanificazione. Fra quanti erano presenti sull'aereo adesso naturalmente cresce l'apprensione in attesa di conoscere l'esito del tampone rinofaringeo eseguito al lampedusano che stava rientrando dal nord.